E torniamo in zona podio, premiazione 200 corso assolute. Terza e bronzo per la Fondazione Bentegodi, Sofia Ferrari. E seconda è medaglia d'argento per la Lea Sport, Giorgia Paretto. E prima classificata è medaglia d'oro vincitrice 2.14.94 per l'Azzurra di Bologna, Arianna Barbieri. E dunque in acqua con la prima serie della rana femminile. A termine di questa prima serie proseguiremo con le premiazioni maschili dei 50. E dunque abbiamo Martina Carraro in quarta corsia, vediamo il suo passaggio ai 100, 1.11.52, 37.66 secondi 50, momento 38.18, cerchiere 39.37. Martina Carraro, l'abbiamo ricordato nelle presentazioni, primatista italiana assoluta dei 100 rana 1.06.41, 4 titoli italiani assoluti, campionessa italiana in carica dei 50 e 100 rana, europei di Londra con 2 medaglie d'argento e la partecipazione ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro nella gara dei 100 rana. Carraro ancora davanti con la Momento che prova a risalire in seconda posizione. Carraro 39.07, Momento 39.06 e poi Cerchier 40.24, Cerchier la più giovane, classe 2001, campionessa italiana giovanile del 50 rana. Il record della manifestazione risale al 2013, Leonora Casarotto 2.33.17, Carraro che resta davanti con la Momento che insegue, dovrebbe essere questo l'epilogo, attenzione però fino alla ultima bracciata e ci prova la Momento, la Carraro si impone 2.30.84, se confermato il nuovo primato del beating per la Carraro che vince il rana femminili, Momento 2.31.79 seconda, Cerchiere 2.36.11 per la terza piazza, ancora spettacolo con altri record, 2.30.84, Martina Carraro.